Eccoci qui, nuova giornata a Venezia e sono qui oggi, sono felice di esserci con Beatrice Fiorentina, delegato generale della Settimana della Critica alla prima edizione. L'anno scorso c'era qui Giona e quest'anno Beatrice, come va? Va molto Sei bene. soddisfatta innanzitutto? Molto, sono contentissima e non lo davo per scontato. No, anche perché insomma l'eredità era pesante e c'era da fare insomma. Sì, ed è stato tutto un po' veloce. Poi soprattutto con questi tempi. Sì. Parlaci della Sì. selezione innanzitutto, Del com'è andata? processo? Sì. Allora, non ti nascondo che ci sono state delle difficoltà dettate ovviamente dalla situazione pandemica, dallo slittare dei festival, dal ricomporsi e scomporsi continuo del calendario festivaliero, e questo ha creato intanto un'accelerazione dei tempi del processo di selezione. Poi anche tanti film, ce ne sono tantissimi. Sono arrivati veramente tanti. Questo è stato un bene probabilmente, sono arrivati 600 quest'anno. 600? Sì, rispetto ai 475 dell'anno precedente, quindi un aumento importante. Questo però è stato molto positivo per noi perché chiaramente la vicinanza di Cannes non ha aiutato. Ecco, certo, perché era molto vicino Cannes. Cannes Molto quest'anno. vicino, e quindi il problema vero è stato il fatto, la loro possibilità di attingere a film che altrimenti non sarebbero stati pronti, quindi è chiaro che si assottiglia il bacino. Certo. Il fatto di avere delle ottime riserve, che poi non considero riserve, noi abbiamo composto il programma che volevamo fare, ma noi di Hotcorn siamo media partner, quindi abbiamo seguiti. Spulciati, abbiamo intervistato i registi, poi avete anche un film italiano importante, insomma, sì, di cui andare fieri. Sì, assolutamente sì. E tra l'altro questo ci ha permesso di avere un osservatorio, di aprire uno spettro ampio di osservazione sul cinema italiano. Da un lato Mondocane, che quindi è proprio un cinema anche in grado di dialogare con il pubblico senza rinunciare a una identità autoriale forte. Sì, anche con una sfida insomma di estetica, di gusto. Sì, di molte sfide. Veramente. Sì, dalle location alla scelta del dialetto, fantastica. Tutto perfetto. E dall'altra invece delle scelte più autoriali, quindi Matteo Tortone che invece dall'Italia sceglie di girare in Perù, in una città mineraria, quindi insomma avevamo proprio tutte e due le sensibilità. Insieme a Gianluca Matarrese che chiuderà domani. Sì, tra l'altro ce l'abbiamo intervistato anche Gianluca. È stato, ma tu puoi scegliere o non si sceglie tra i figli della SIC? Sono tutti figli. Ogni scarrafone. Ma tu ce l'hai un preferito o no? Sono tutti preferiti in modo diverso, anche perché davvero il fatto di comporre un ventaglio così ampio, che poi è un po' nel DNA della SIC, l'abbiamo fatto anche con Giona quando ero in comitato di selezione insieme a lui. Tu eri... Sì, chiaramente non puoi avere uno preferito perché è uno preferito per quel segmento, quello più radicale, quello più da pubblico, quello italiano, insomma, no, li amo tutti. Esatto. Senti, da Venezia che cinema si vede? Però sei ottimista tu per il futuro? Si sta parlando molto, anche perché insomma l'anno scorso ci eravamo illusi, no, un po', ti ricordi? Sembrava tutto finito e parlavamo con Alberto Barbera l'altro giorno. Non era stata la grande ancora illusione per Cinema Noir. Invece... Esatto. Guarda, la sfida più grande secondo me sarà quella di riabituare il pubblico alla sala, alla fruizione del prodotto cinematografico nel luogo perché le abitudini deputato. Poi sono l'abitudine, cambiate. Esatto, è proprio questo secondo me il nodo centrale, perché abbiamo visto che la produzione è fertile, è forte, c'è di tutto e ci sono cose molto interessanti e nuove anche da scoprire e da vedere. Il problema vero, il nodo centrale non è tanto il festival, perché qua ci siamo chiaramente ritrovati in una comunità, infatti, abbracciandoci di nuovo finalmente, però ecco il nodo vero sarà quello di riportare la gente al cinema, in sala, il pubblico, proprio il pubblico in sala. E questo, quello serve uno sforzo di tutti, diciamo. Esattamente, proprio così. Senza non si riuscire a fare nulla. Sì, è proprio così. Chiaramente è stato molto lungo lo stacco, se tu chiudi per 3 mesi e magari la gente si abitua a vedere delle cose in streaming, in 3 mesi recuperi, però ecco dopo un anno è veramente dura. Senti, faccio l'ultima domanda Beatrice, un film che ti ha folgorato invece non della SIC ma di Venezia? Spencer. A Spencer? Sei una Pablo Larrainiana? Sì, ma guarda, poi è stato un amore a scoppio ritardato, perché mi era già successo con Ema, che lì per lì t'ha lasciata un po' ma forse questo mi piace meno degli altri, e poi invece ripensandoci è veramente pieno di cose, molto teorico, si sente tutta una sua riflessione, lui continua una sua riflessione estetica, politica, quindi
l'ho trovato veramente potente, ovviamente Schrader, un grande amore, insomma, come tutti. Sì, vabbè. Johnny Greenwood in colonna sonora, insomma, quindi Esattamente. diciamo che Sì. ce n'è. Però, Grazie vabbè, mille, grazie. grazie per essere stata con Grazie. noi e quindi vai, buona fortuna, da qui si riparte, Da qui si riparte. non si torna più indietro. No. Grazie Beatrice Grazie, Fiorentini. grazie a voi.